Una notizia bollente scuote i retroscena di Napoli. Il Napoli ha messo gli occhi su rinforzi per il mercato di gennaio, e il nome del momento è Brooke Norton-Caffey. La dirigenza azzurra si sta già muovendo alla ricerca di un terzino destro che possa rappresentare un'alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo. E tra i profili monitorati il giovane talento del Genoa comincia a guadagnare spazio nelle discussioni interne. Giovanni Manna, direttore sportivo, segue da vicino l'evoluzione del giocatore e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Norton-Caffey, appena 21 anni, ha già dimostrato di non essere più soltanto una promessa. Dopo aver chiuso la scorsa stagione in crescendo, ha iniziato questa con prestazioni di grande livello, mettendo in mostra fisicità, velocità e una forte spinta offensiva. L'inglese di origini dominicane, alto 1,81 m, indossa la maglia numero 15 del Genoa ed è sotto contratto fino al 2029. Una situazione che mette il club rossoblù in una posizione comoda per trattare la richiesta. Tra i 12 e i 15 milioni di euro, una cifra considerata alta, ma ritenuta comunque un investimento strategico per il Napoli. Anche se non è ancora in cima alla lista di Manna, l'interesse è reale. La necessità di rinforzare la corsia destra è urgente. Di Lorenzo non può reggere da solo il peso di tutte le competizioni. E i tifosi sanno che Conte ha bisogno di alternative affidabili per mantenere la squadra competitiva ad alto livello. In questo scenario, Norton-Caffey emerge come una scommessa sia per il presente che per il futuro, con la possibilità di crescere ulteriormente sotto la maglia azzurra. Il terzino, arrivato al Genoa nell'estate del 2024, si è rapidamente affermato come titolare e sta attirando l'attenzione non solo in Serie A, ma anche tra gli osservatori internazionali. Il suo profilo si sposa perfettamente con ciò che cerca il Napoli, giovane, versatile, con ampi margini di crescita e già esperto del massimo livello del calcio italiano. Ora la grande domanda è: il Napoli sarà disposto a pagare la cifra richiesta dal Genoa? La trattativa si preannuncia intensa, perché i rossoblù sanno di avere tra le mani una delle gemme più interessanti della Lega. Ma una cosa è certa: Conte e il suo staff hanno bisogno di soluzioni, e la fascia destra è una priorità assoluta. Tifoso napoletano, cosa ne pensi di questo possibile acquisto? Norton-Caffey è il nome giusto per rinforzare la rosa a gennaio? Lascia la tua opinione nei commenti e manda un super thanks per sostenere il nostro lavoro e rafforzare la comunità azzurra.